in questo campionato che anche loro hanno fatto 6 partite, 5 sconfitte e un pareggio, per dire, no? E poi hanno rialzato la testa subito male con squadre magari che lottano per salvarsi, tipo, non so, Alessandria, Prosesto, così, e poi hanno fatto questo colpaccio col Padova, insomma. È una squadra molto compatta, una squadra che gioca anche bene, e, insomma, sarà una bella partita. Ma in realtà la voglia di rivalsa è più per la questione Padova o meno, è più per la gara d'andata che ci ha visto perdere 4-0, quindi quello secondo almeno personalmente è il desiderio più grande di rivalsa, per farvi appunto vedere che non siamo assolutamente così inferiori, anzi. È una gara dura, come al solito di attenzione, perché ormai la differenza non la fa il gioco, lo fanno gli episodi, da fare attenzione, la concentrazione, così. Sarà una gara di quel tipo lì, noi qualcuno ci è rientrato, poi ci rientra Metrica, ci rientra da Fara, è già importante, insomma, ecco. E con la prossima devono rientrare più o meno tutti. Ti voglio fare una domanda, non dico cattiva, perché per carità, insomma, fa parte della rivalità. Oggi non so se hai notato, il presidente del Legnago si candida a essere la seconda squadra della città. Insomma, detto a te che la Virtus è anni che gode di questo, insomma, privilegio, allora, se vogliamo parlarne così. Primo, stanno facendo un bellissimo campionato, vuol dire che hanno programmato bene, lavorato bene, e gli faccio i complimenti. E stanno ottenendo dei risultati meritati, probabilmente anche per la gestione degli anni scorsi, c'è una cosa che viene da lontano, diciamo così, no? Secondo, mi è un po' dispiaciuto che Michelazzi abbia detto certe cose. Terzo, noi dobbiamo comunque pensare alla partita di domani. Noi, come ho già detto, se noi arriviamo, non so, avevo già detto, arriviamo sesti, il Legnago quinto, sono molto più contento che se arriviamo settimi, il Legnago ottavo. Se noi, insomma, io non sento così tanto questa rivalità, perché negli ultimi anni abbiamo giocato poco contro di loro, diciamo così, no? E perciò da quel punto di vista lì, diciamo, negli ultimi anni noi abbiamo giocato con Vicenza, Padova tante volte, con quelle lì magari c'è più rivalità lì, se vogliamo, ecco, perciò da questo punto di vista così. Poi tu hai detto appunto, sono la seconda squadra della città di Verona, loro sono la prima squadra del paese di Legnago, perché non sono di Verona. A Verona siamo noi, il Verona c'era il Chievo. Quando si parlava che c'era il Chievo, dicevano 3 squadre nella città. C'è stato un anno che Legnago era in Serie C, ma nessuno ha mai detto che Verona ha 4 squadre. Questo non toglie niente comunque ai meriti del Legnago, che ha fatto e sta facendo un bellissimo campionato, e mi complimento. Però non è che per questo loro sono diventati cittadini di Verona, loro sono di Legnago, un bellissimo paese, ma Legnago. E tra l'altro non voglio metterti in difficoltà, risposta c'hai pure giocato. Poi c'è 0-4-4-2 per fisso. Sì, no. Non è più 0. No, chiedo invece a te, questo anno invece, no, di crescita, Già innovato. sì, è già rinnovato, ragazzi, sì, è già rinnovato. Fresco di insomma, rinnovo. Fresco di rinnovo, quindi vuol dire che qui ti trovi bene. Fresco. Tanto fresco di rinnovo. Sei cresciuto bene anche, per dirti. Io mi ricordo l'anno scorso quando Legnago, poi ci sono dei Luparense anche, vero? L'anno dopo il Legnago sono per Legnago, Luparense. sono per Lupari. Ma attenzione, sei cresciuto, mi sembri più tranquillo, più sereno. Io ti dico, mi sento più maturato. Sì. Esatto, la definirei così, e anche grazie a Gigi e alla continuità che mi sta dando, sì, mi sento anch'io personalmente cresciuto, però insomma non è sicuramente un punto di arrivo questo, anzi è un punto di partenza, e quindi così. Comunque hai dimostrato che questa categoria ci stai con, insomma, quindi sei contento, immagino. È già un approdo, insomma, importante. Sì, beh, Legnago era là come giovane. Sì, no? sì, Adesso invece Adesso è qua come così, insomma. come realtà, come elemento, insomma, importante. Sì, esatto, è Gigi che mi ha dato la possibilità appunto di affermarmi in questa categoria. Io
lo ripago col duro lavoro e penso anche con prestazioni all'altezza, quindi è a lui che devo questa mia affermazione appunto in categoria.